Romelu, 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 Lukaku, Lukaku. Semplice, easy, quando vai a giù Madonna mia, che vi ho detto che noi stavamo per far resuscitare i morti. Mamma mia Romelu, mamma mia Romelu, Romelu, mamma mia, Romelu Lukaku torna, Romelu Lukaku is back. E qui si gode, ma malamente si gode, guagliù. Sono in centro a Prato, mo mi sono un attimo discostato dal centro perché mamma mia signori, mamma mia, mamma mia. A una certa mi fanno, ma cos'è successo? Sono partito per il centro di Prato, partito per il centro di Prato, guagliù. A me fanno anzi a Reto centro di Prato, chi stiamo guardavano, ci stiamo sta buona. Com'era Verona, veronese? Che dici Ciccione, lo stavi prendendo per il culo, hai visto il Ciccione si è tolto la maglietta? Il Ciccione si è tolto la maglietta, dammi sin de pack, il Ciccione dammi sin de pack. Bene, andate in Serie B, maledetti, andate in Serie B, godetevi la Serie B, vai, bonzitate, siete solo razzista, siete, sempre it, quando vi schifo, mamma mia. Comunque signori, Romelu Lukaku 2-1, ed è stata dura, ed è stata dura perché guagliù. Cosa vi ho detto io? Che noi eravamo capaci di far resuscitare i morti? Ci è mancato così per farli resuscitare, guagliù. Ci è mancato così, ma siccome Lukaku tiene due palle tante, non guardate le mani, guardate le braccia, e tiene tante palle Romelu, la decide lui. È questo che ci manca a noi, vedi? Questo ci è mancato a noi tutta la stagione, Romelu Lukaku. Poi dite che Conte piange, no, guagliù, a noi ci è mancato Romelu Lukaku tutta la stagione. Questa sera abbiamo visto l'importanza di Romelu Lukaku, come ti cambia la partita con le due punte lì davanti, perché adesso io vi dico che il Napoli, con il ritorno al 100% di Romelu Lukaku, dovrà giocare per forza con i due attaccanti lì davanti, per forza, guagliù, per forza. Mamma mia, riavvolgiamo un attimo. Ci stavano per fare una latrata clamorosa, ci stavano per fare una latrata, guagliù, veramente clamorosa. Invece no, vedi, la giustizia divina, perché il calcio d'angolo che porta al gol del Verona non c'era, vedi, questa è la giustizia divina che noi non dovevamo perdere questa sera. Questa è la giustizia divina, hai visto? Così è capitato, vedi? Comunque, riavvolgendo, secondo minuto Højlund, subito di testa, bello, come il sole, Rasmus, che la incorna subito, dopo 2 minuti se non sbaglio, dopo 2 minuti segna Højlund. Poi arriva il gol di Akpro, cioè io, questo quanti gol ha fatto in Serie A? Sono curioso, dopo mi devo andare a vedere la statistica di Akpro, quanti gol ha fatto in Serie A Akpro. Vabbè, è da lì, perché prima c'è un fallo sul Napoli, nasce il calcio d'angolo, perché c'è un fallo sul Napoli, non fischiato, perché lo dice pure Marelli, c'era fallo però prima, però oramai l'hanno dato, non si può tornare indietro su queste decisioni. Hanno fatto l'IFAB, se non sbaglio, l'IFAB dal Mondiale 2026 si guarderanno pure i calcio d'angolo, si guarderanno la seconda ammonizione che si fa sul VAR e quindi staremo a vedere. Poi, a parte questo, minuto 95, 94 e 58 forse, giovane, una porzione ketchup e patatino, mamma mia che goduria. Sto godendo in mezzo a Prato, guagliù. Lì c'è la piazza comunque, là sta la piazza principale di Prato. Noi siamo qua, cioè giri a destra, poi stiamo là. Un piccolo aperitivo perché siamo, come detto, vedi. Non vi racconto palle. Primo sposo, l'hanno fatto bianco e nero, ha detto, però i colori non è che sono tanto bellini. Comunque, a parte tutto, la decide Romelu, guagliù, perché è giusto così, una stagione di angoscia per Romelu Lukaku che te la risolve in questo modo. Cioè, guagliù, c'è poco da fare. Noi napoletani, noi dobbiamo soffrire fino alla fine, perché se non soffriamo noi non siamo contenti, perché a così il napoletano deve soffrire, è una metafora della vita del napoletano, noi dobbiamo soffrire, perché se non soffriamo non godiamo, perché non godiamo, guagliù, non godiamo, quindi te la porti a casa, ti porti a casa i 3 punti, considerando che poi domenica uno fra Roma e Juve perderanno punti, quindi stiamo lì al terzo posto. Palla all'Inter, tanto noi il campionato l'abbiamo perso, non ci interessa, noi dobbiamo puntare al terzo posto, poi se riusciamo a prendere il Milan ben venga, quindi stiamo a vedere. Vi ripeto, stasera ti porti a casa una vittoria che non è che è fondamentale, di più,
di più, perché sono 3 punti che pesano come un macigno. Quindi voi andate in Serie B e noi andiamo in Champions League, vabbè. Visto che fate tanti razzisti, pure un gol a Lukaku, ciccione di merda, ciccione di qua, ciccione di là, hai visto? Chi assegna? Questa è la giustizia divina, vedi? La giustizia divina. Detto questo, iscriviti al canale. Ci vediamo, se riesco vi faccio uscire il video di Inter, dell'Inter, se no ve lo faccio uscire stanotte in nottata, mo vediamo un pochino, o se no direttamente domani mattina. Sto godendo, ho iniziato a correre, avevo la birra in mano, ho iniziato a correre, secondo me ho macchiato pure qualcuno con la birra, ma sti cazzi, lasciatemelo dire, sti gran cazzi, perché quando il Napoli vince io godo, e stasera ho goduto, specialmente contro Verona, voglio sapete, io penso che sia una delle tifoserie più, mamma mia, più razziste d'Italia, secondo me, non me ne vogliate, ma secondo me io la penso così, poi posso pure sbagliare, Comunque, iscrivetevi al canale, sempre e comunque forza Napoli. Da vostro Neapolis 1900 ci è venuto pure la voce, c'è la salivazione a 3000, talmente che sto parlando. A voi iscriviti al canale, sempre e comunque forza Napoli. Ci pigliamo i 3 punti, zitti, muti, Verona, abbiamo ammutolito Verona. Vabbè, grande Romelu, mi hai fatto godere come un dannato.